Allora, rieccoci, è stata chiarissima Anna Biancardi dallo SPI CGIL di Rovigo, e quindi informatevi, chiamate se avete dubbi, perplessità presso la sede. Renato Bressan, era prima arrivata una mail che chiedeva ma io del 42 quando verrò vaccinato? Aspettare, il piano di programmazione troppo giovane, se poi fanno ripeto, pressing per i 90 centenari hai voglia. Devo dire che anche personalmente ogni tanto mi chiedo chissà quando lo farò io, ecco, ma poi capisco e mi rendo conto che c'è un piano che viene programmato e cerchiamo di fare in modo di accelerare il più possibile per dare la maggior copertura a tutti. Adesso c'è questa importante esperienza scozzese a cui tutti adesso stanno guardando, per dire facciamo la prima vaccinazione il più possibile di massa, perché ad esempio con AstraZeneca è possibile arrivare, come dire, alla vaccinazione, al richiamo entro i 3 mesi. Sappiamo che invece Pfizer e Moderna entro i 21 giorni. E quindi sul tema, insomma, vaccinazioni, per un po' insistere, io certo mi rendo conto che è l'elemento, è la chiave di volta, insomma, dove possiamo effettivamente svoltare e ritornare gradualmente verso la normalità. È una normalità che dobbiamo però scolpire giorno per giorno, non arriva per via naturale, dobbiamo lavorare pezzo su pezzo. E quello che diceva Nicoletta lo confermo, cioè noi abbiamo lavorato tutto il 2020, ma lo stiamo facendo anche in questi primi mesi dell'anno, proprio, come dire, su quelli che sono stati i bisogni sociali che sono emersi improvvisamente, e lo abbiamo fatto con molte amministrazioni comunali. Lo ricordo, lo avevamo detto l'altra volta qui con il presidente Conte dell'ANCI, abbiamo fatto, come dire, più di 130 accordi con i comuni, quindi, e li abbiamo fatti quasi ed esclusivamente sul welfare di emergenza, come abbiamo messo in campo tanti osservatori con le ULSS sulle strutture residenziali, sulla programmazione, sui piani di zona, su quei tavoli, come dire, dagli anziani, famiglie, eccetera. Quindi, come dire, è un lavoro costante che continuiamo a fare, e lo abbiamo fatto con la sensibilità che gli amministratori hanno mostrato, tutti da destra a sinistra, qui non si fa distinzioni, perché dall'utilizzo delle mascherine alla distribuzione, al fatto che bisognava, come dire, mettere in campo la solidarietà alimentare, al fatto che bisognava mettere in piedi il telefono amico per le persone sole, al fatto, come dire, che bisognava aiutare le famiglie sulla didattica a distanza per i bambini, cioè una marea di bisogni sociali che sono intervenuti nuovi e che purtroppo hanno fatto scivolare, come ci dice il Censis recentemente nell'ultimo rapporto, altri 2 milioni di italiani che sono scesi sotto la soglia di povertà, e quindi quei richiami che abbiamo visto prima, come dire, sono assolutamente veri. Ma noi dobbiamo insistere, continuare, ed è un lavoro che stiamo facendo anche in questi giorni. Ieri ci siamo trovati con l'amministrazione di Chioggia, ad esempio, ma in tanti altri territori tutti i giorni parliamo con i sindaci, con gli amministratori, per mettere in campo, come dire, soluzioni rispetto ai problemi che abbiamo. E non è facile perché le risorse che abbiamo a disposizione sono purtroppo sempre più limitate. Il debito che abbiamo accumulato è enorme, lo abbiamo visto, bisognerà pagarlo prima o dopo, ma noi, come dire, non possiamo fare altrimenti. Dobbiamo ristorare chi sta perdendo, come dire, sulle proprie attività economiche, e dobbiamo dare sostegno dalle persone anziane, agli ospiti nelle case di riposo, agli operatori sociosanitari, e cioè a tutti coloro che in qualche maniera vivono questa emergenza, sapendo una cosa però, che dentro a questa emergenza c'è qualcuno che si è arricchito. Ecco, allora su questa cosa qui noi dobbiamo intervenire, ad esempio con la riforma fiscale. Draghi lo ha detto nel suo programma, e quindi noi ci auguriamo per davvero che in qualche maniera, come dire, si possa riequilibrare anche i pesi economici, perché noi non possiamo tollerare che ci sono milioni di persone povere e qualcuno che continua a arricchirsi sempre di più anche durante la tragedia. Questo è intollerabile, un sindacato non lo può assolutamente sopportare. Assolutamente. Poi la questione, niente, mi segnalano dalla legge che non c'è più tempo a disposizione, parleremo però anche delle case di riposo. Siamo stati più volte sollecitati, che hanno dei problemi anche loro, perché ovviamente tanti vanno via, ci sono le rette che sono alte. Ok, il vaccino, ma mi preoccupa quando parlate di programmazione, quanti milioni arrivano forse dall'Europa, e l'organizzazione dov'è? Impianti aperti fino a 4 ore prima e poi chiusi, ristoranti che hanno speso soldi per mettere in sicurezza, e poi siamo in Italia, in Germania sono felici di chiudere perché prendono molti soldini e pagano fornitori dipendenti eccetera. Qui paghiamo una bolletta.
Allora, sì, questa è un'altra questione che magari affronteremo anche insieme, naturalmente anche con le parti sociali, per vedere che tipo di garanzie, di tutela, di pressing si può fare per ottenere i ristori a fronte di chiusure che vengono comunque continuamente appalesate, e le categorie coinvolte non tutte ricevono i ristori dovuti. Ci sono settori che proprio non hanno aperto da marzo, e quindi questo è un dato di fatto. Allora, Renato Bressan, grazie di essere stato qui con noi. Salutiamo anche Nicoletta Biancardi dello SPCGL di Rovigo. Grazie allo eccola qua, grazie molte, buon lavoro, ne avete da fare. Ci ritroveremo presto, affronteremo anche altre questioni, quelle che riguardano poi gli accordi sociali, magari il punto con quanto riguarda anche l'ANCI, qual è la situazione, il punto della situazione. Sarebbe interessante che ci ritroviamo tra qualche tempo. Magari richiameremo il presidente dell'ANCI per raccontarci come sta andando questo accordo che dovete siglare. Grazie ancora a voi telespettatori di aver partecipato, e come sempre scriveteci, ma soprattutto rivolgetevi alle sedi dello SPCGL presenti su tutto il territorio. Buon proseguimento, grazie.